Buongiorno, buongiorno, Focus TG sempre in diretta, ondata di maltempo sul Veneto e sul Friuli, soprattutto sulla bassa friulana. Vediamo il titolo del Gazzettino: tempesta di fulmini a nord-est, trombe d'aria e grandine devastano Veneto orientale e Friuli, Venezia Giulia, danni anche nel Bellunese. Gran parte di questa edizione del telegiornale è dedicata al maltempo e ai danni che ha provocato. Andiamo subito a Portogruaro, dove c'è Anna Maria Parisi. A te la linea, Anna Maria. Sì, buongiorno direttore, vediamo alle nostre spalle in azione gli operai che stanno per sistemare i danni, gravissimi danni del maltempo provocato questa notte, e siamo qui nella casa, nel giardino privato dell'ex deputato e sottosegretario Paolo Scarpa, che ci ospita. Abbiamo visto, questo era uno dei tigli secolari, sì, oltre 100 anni diceva, che è stato abbattuto questa notte. Adesso con le immagini di Sandro Ponchio vedremo anche la situazione nel resto del suo giardino. Diceva che c'era il cagnolino Mary che ha fatto da sentinella questa notte. Vede, io ho il sonno molto profondo, mentre Mary, il mio cagnolino, ha un sonno molto più leggero, quindi mi ha svegliato e siamo scesi insieme e non si vedeva niente. C'era un vento paragonabile a quello che si vede nei film americani dei tornado. C'è stato quindi un 15-20 minuti di vento fortissimo, non si vedeva niente, poi è arrivata la grandine, poi la pioggia temporale, è una cosa normale. Però dopo sono uscito alle 4:30, 5, sempre con Mary naturalmente, e abbiamo verificato che i danni erano ingenti. E allora immediatamente non solo la preoccupazione e il dispiacere per vedere un giardino come il mio, come il nostro, al quale sono molto affezionato, come è comprensibile, sostanzialmente divelto, ma ho cominciato a pensare anche agli altri danni che sarebbero stati nella zona, e sono obiettivamente molto ingenti. Ecco, si diceva, direttore, oltre 350 le chiamate giunte ai centralini delle Vigili del Fuoco per le 3 province di Venezia, Treviso e Vicenza, oltre 150 le chiamate nella sola provincia di Venezia dove ci troviamo noi. I danni hanno provocato, i danni provocati soprattutto per il forte vento, la grandine, la tromba d'aria, con tanti gli alberi abbattuti, divelti, anche pali in cemento armato qui a Portogruaro. Le zone più colpite, oltre al borgo di Sant'Agnese dove ci troviamo noi, anche la zona di Gruaro, la via dello Stadio, via Matteotti, Concordia, Fossalta, direi un po' tutto il comprensorio è stato colpito, ed è una cosa, direi molto più forte del solito, perché più o meno ogni anno c'è qualche manifestazione di vento forte. Grandinate ce ne sono, sono storiche. Una cosa come questa, guardi, io ho 65 anni e non ho mai visto niente di paragonabile, niente di simile. Lei diceva che questa mattina, quando si è alzato verso le 4:30 per verificare che cosa fosse accaduto nel suo giardino, ha visto una fauna quasi, guardi, mi passi il nome, insomma, imbambolata, inebetita, ha trovato degli aironi, guardi, dei colombi. Una situazione da the day after. Questo è sostanzialmente un posto dove si ritrovano migliaia di uccelli, uccellini di tutti i tipi, ogni mattina, ancora con il buio. Io mi sveglio presto la mattina e c'è sempre un chiasso, un rumore, una musica di questi uccelli. C'era un silenzio assordante stamattina, vedere gli aironi fermi che camminavano, i piccioni inebetiti. È veramente una situazione che non mi è mai capitato di vedere, e credo che non dimenticherò mai. Ha abbattuto qui vicino anche un albero monumentale. Sì, purtroppo è un altro grande dolore, anzi questo è un estremo dolore. Noi abbiamo qua nella qua accanto a Portogruaro, a Fossalta di Portogruaro, a Villanova per la precisione, avevamo una quercia di millenaria, che è pubblicata sui principali libri di alberi monumentali che sono stati fatti in Italia e anche all'estero, ed è stata curata con amore per generazioni fino adesso, fino a questa notte. Stamattina non c'è più. Danni ingenti, direttore, anche alle colture, soprattutto ai vigneti e alle piantagioni di mais. Quelli sono stati dovuti in parte, il mais è stato danneggiato un po' dal vento, un po' dalla grandine.
lo stesso la soia. I vigneti invece sono stati fortemente danneggiati, specie nella zona qua di Lison, Pramaggiore, ma anche qua di Concordia, qua attorno, insomma i vigneti sono molto comuni e sono stati rovinati sicuramente. Poi sai, quando c'è la grandinata il vigneto non c'ha un danno per un anno, ha un danno che si perpetua per 2 o 3 anni, quindi è veramente un danno pesantissimo per gli agricoltori della zona. Infatti, io tra l'altro sono un agricoltore della zona. Infatti lei è anche un imprenditore e un agricoltore in tal senso. Nel frattempo il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha decretato lo stato di emergenza per quanto accaduto. Ricordiamo che comunque fortunatamente al momento non si segnalano danni alle persone. Sì, beh, questa è già la cosa più importante, che nessuno si sia fatto male. Zaia ha fatto benissimo a decretare lo stato di calamità. E adesso bisogna cercare di ripartire, quindi noi abbiamo già cominciato stamattina, ma vedo che i miei amici portoghesi e della zona stanno facendo tutti esattamente la stessa cosa. Senta, prima di salutarci un'ultima battuta. Lei diceva che per ogni albero abbattuto lei normalmente ha l'abitudine di fare che cosa? È il mio principio etico. Per ogni albero che muore, ogni albero che viene abbattuto dal vento o da qualche altra causa, io per abitudine ne pianto altri 2, quindi ho l'impressione che dovrò rivolgermi a un buon vivaista a novembre e piantarne parecchi. Grazie a Paolo Scarpa, ex sottosegretario e deputato all'agricoltura. È roba vecchia. Grazie alla Maria Parisi, grazie a Paolo Scarpa. Vediamo anche a Tor Viscosa, nella Bassa Friulana, danni ingenti, il vento ha scoperchiato letteralmente un edificio. Qui vedete l'intervento dei vigili del fuoco, tutte le tegole, macerie a terra hanno colpito le macchine che sono state ovviamente danneggiate. 40 persone sono state evacuate a Tor Viscosa e in altri paesi della Bassa Friulana. Per fortuna anche qui non si registrano danni alle persone, ma solo danni materiali, alberi divelti dappertutto, anche allagamenti in Veneto e in Friuli Venezia Giulia. Andiamo adesso in diretta ad Isola Vicentina, dove c'è Luisa Bertini. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo ad Isola Vicentina, uno dei comuni della provincia di Vicenza che stanotte è stato colpito dal maltempo. I vigili del fuoco hanno effettuato una 60ina di interventi in vari comuni, tra i più colpiti appunto Isola Vicentina, Monteviale, Costa Bissara, ma anche Malo e Torre Belvicino. Insomma, stamattina vi siete svegliati con qualche sorpresa da maltempo. Cosa è successo? Sì, dalle 1 poco più di notte una grandinata importante, non se ne vedeva così da anni sul territorio del comunale di Isola Vicentina, ha colpito appunto il territorio, una fascia, sembra quella più a sud da ovest verso est, con chicchi di grandine di dimensioni simili a quelle dei Noci, passò dei comuni di Monteviale e di Costa Bissara un po' più importanti come dimensioni. È stata una grandinata caduta copiosa, c'è stata anche la pioggia, quindi in qualche maniera i danni possono essere in qualche maniera limitati, però abbiamo avuto anche molte raffiche di vento. Non abbiamo misurato finora alberi caduti, ma alcune fronde hanno ostruito magari i marciapiedi piuttosto che alcune strade, ma liberate già dagli operai del settore tecnico. E poi c'è stata una struttura da voi che con il vento... Sì, con il vento appunto delle strutture si sono spostate nell'area verde di Ignago, danneggiando la recinzione, e questo sarà sicuramente il danno più ingente, fortunatamente misurato con questa ondata di maltempo. Crediamo che anche qualche coltura sicuramente verosimilmente abbia avuto dei danni, magari quelle più di prossimità, non le grandi estensioni, ma sicuramente gli orti e gli alberi del frutto hanno subito sicuramente grossi danni. Ecco, io ringrazio il sindaco di Isola Vicentina, Enrico Gonzo, e restituisco a voi la linea allo studio. Allora vediamo, grazie a Luisa Bertini, vediamo la prima pagina del Corriere del Veneto: grandine e danni a Vicenza, vento a 130 km/h tra Garda e Val d'Adige, quindi capite che è un'ondata di maltempo che ha investito
tutta la regione e una grossa parte del Friuli Venezia Giulia. Andiamo adesso a Treviso, gravi danni anche qui, alberi divelti dal vento sulle mura in altre zone. Subito la linea a Christian Arboit, che vedo insieme al sindaco di Treviso, Mario Conte. A te la linea, Christian. Proprio non mi fa, prima sì, adesso no. È crollato, tra l'altro, Christian, sei in diretta, è crollato un salice piangente storico ai Buranelli. A te la linea col sindaco Mario Conte. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo qui ai Buranelli con il sindaco di Treviso Mario Conte, perché è stata una notte di tregenda per la città di Treviso e per l'intera Marca trevigiana, per buona parte della Marca trevigiana. Iniziamo da questa immagine, direttore. Questo è un salice piangente che non c'è più, è un salice piangente che i trevigiani ben conoscevano, non solo i trevigiani ma tutti i visitatori turisti della città. Treviso che questa notte ha perso uno scorcio prezioso e molto apprezzato. Sindaco, partiamo da qui, da questo simbolo che non c'è più. È stata una notte difficile. Sì, diciamo che questo salice è un po' il simbolo di quanto è successo stanotte. Poi questa è la situazione magari da un punto di vista della coreografia più simbolica, però poi nel nostro territorio comunale ci sono state altre situazioni decisamente più gravi, con alberi d'alto fusto caduti a ridosso di abitazioni piuttosto che purtroppo sopra le autovetture. Però mi piace registrare che non c'è stato alcun ferito e credo che questo sia il punto di partenza di un ragionamento che comunque ci vede tirare tutti quanti un sospiro di sollievo. Poi la conta dei danni sarà ingente, perché gli alberi caduti sono davvero tanti, ci sono almeno 2 macchine molto danneggiate, delle abitazioni, però i danni poi si possono sistemare. Per fortuna non ci sono feriti e credo che, visto quello che è successo, possiamo ritenerci assolutamente fortunati. Così è stato in buona parte della Marca. 140 gli interventi nella notte da parte dei Vigili del Fuoco, 140 sui 350 che si sono registrati a livello regionale. Danni qui a Treviso ci sono stati soprattutto nella parte nord, lungo la cinta muraria, all'isola del Paradiso. Tutti i danni che vi stiamo documentando e che vi documenteremo anche nelle prossime edizioni. Per quanto riguarda la Marca trevigiana, problemi ci sono stati nell'Opitergino Mottense, a Oderzo in particolare, in via Roma, in via Altinate, al giardino di San Sorvino, ad Asolo dove stanno intervenendo gli uomini del comune, non solo, diverse le ditte private coinvolte, e ancora ad Arcade, a Spresiano, a Maserada, insomma un po' in tutta la Marca trevigiana. Nell'Alta Marca, tra Conegliano e Vittorio Veneto, ci sono stati degli scantinati allagati. Sindaco, il presidente Zaia ha da poco firmato lo stato di emergenza. Questo significa che i cittadini devono documentare i danni per eventuali risarcimenti. Sì, è fondamentale documentare i danni per essere risarciti e soprattutto per consentire anche alle istituzioni di intervenire tempestivamente per il ripristino. Consentitemi un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle polizie locali, le forze dell'ordine, che fin dalle prime ore del mattino hanno cominciato a lavorare per dar risposta alle centinaia di segnalazioni che arrivavano dai nostri cittadini, perché il fortunale è passato a circa l'1:40, e però dalle 2 del mattino insomma è stata tutta una telefonata per segnalare i danni. Quindi ringrazio i cittadini, continuate a segnalare sia per avere il rimborso dei danni, sia per consentire alle istituzioni di poter intervenire. Lei tra l'altro stanotte da Trevigiano ha sentito e ha assistito a tutto e ha monitorato l'evolversi della situazione anche tramite app. Sì, attraverso un'app meteorologica. Devo dire che è stato davvero impressionante nella velocità e nelle caratteristiche e nella potenza. Per fortuna è durato davvero solo pochi minuti, però la prima tempestata accompagnata dal vento ha creato davvero parecchi danni e oggi siamo nella fase della conta.
Grazie Sindaco Mario Conte. Con Nicoletta Rizzetto, direttore, noi continuiamo il nostro viaggio in questa Treviso ferita dal maltempo, ma che si è subito rialzata, come sempre succede in questi casi, ma che fortunatamente non conta nessun ferito, ed è stato quasi un mezzo miracolo, perché se fosse successo in altri orari, Sindaco, c'è da dire, oppure nella zona dove si sta tenendo la kermesse di Suoni di Marca, sarebbero stati guai. No, siamo stati nella disgrazia, siamo stati fortunati, ripeto, è giusto evidenziare che non ci sono stati feriti, un po' per la casualità, un po' per la fortuna, perché tra pochi giorni comincerà la kermesse Suoni di Marca e proprio in quei luoghi si è scatenata la furia di questo temporale, che avrebbe certamente creato più danni e probabilmente anche qualche ferito. È andata bene, oggi mettiamo in sicurezza il quadrante di città in modo tale che la manifestazione possa procedere senza intoppi. Grazie Sindaco. Con Nicoletta Rizzetto continuiamo il nostro viaggio. Per il momento, direttore, a te la linea. Grazie a Cristian Arboit e al Sindaco di Treviso e Presidente dell'ANCI Mario Conte. Avete visto le immagini dalle mura di Treviso, alberi divelti, crollati, e per fortuna, come diceva il Sindaco, nessun danno alle persone che stanno preparando la manifestazione dei Suoni di Marca. Adesso andiamo, sempre per seguire i danni dell'ondata del maltempo, andiamo a Romano Dezzelino, dove c'è Monica Smiderle. A te Monica. Buongiorno a tutti. Il maltempo non ha risparmiato la fascia pedemontana vicentina e la Valsugana. Tantissima pioggia, fortissime raffiche di vento. Qui ci troviamo a Romano Dezzelino, precisamente nella frazione di Fellette. Vedete che cosa è successo a questo bagolaro, che è una pianta secolare, qui appunto a Fellette. Con me c'è l'assessore alla protezione civile Paolo Rossetto. Allora, che cosa è successo ieri sera e stanotte in questo territorio? Questa notte una grande folata di vento verso le 3 e mezza del mattino ha fatto sì che questo albero storico perdesse uno dei suoi rami più importanti. Fortunatamente essendo l'ora tarda, non c'erano passanti, non c'erano veicoli, quindi si è scongiurato anche danni più seri, diciamo, alle persone. E l'albero purtroppo non dava nessun tipo di segno all'esterno di cedimento e quindi è crollato a terra, insomma. Fortunatamente, come diceva lei Assessore, non c'era nessuno in quel momento, perché come potete vedere le dimensioni della pianta sono di l'altezza è di circa 15 metri e chiedo alla collega Renzo Rigon di farci vedere il diametro di questo grossissimo ramo che, vi ricordo, è finito sulla careggiata. Stiamo parlando di un ramo del diametro di circa 40 centimetri. Quindi, Assessore, è andata tutto sommato bene, insomma, stanotte? Sì, siamo stati fortunati. Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno già tagliato quello che era la parte che andava verso la strada, quindi hanno già messo diciamo così in sicurezza il primo pezzo di ramo caduto. Chiaramente noi abbiamo preveduto a fare anche un controllo proprio con un agronomo dello stato della pianta, e come si vede anche, come vedete anche voi, insomma, è malata dall'interno. Quindi oggi pomeriggio probabilmente andremo già a tagliare e mettere in sicurezza quello che è l'area. Per ragioni di sicurezza, come diceva l'assessore, oggi pomeriggio ci sarà appunto l'intervento su questa pianta che sarà abbattuta. Sì, diciamo che partiremo chiaramente dall'alto e poi gradualmente andremo a capire fino a che punto possiamo e se riusciamo a salvare. Chiaramente per noi è una pianta storica che ha segnato anche un po' la storia della frazione di Fellette e a malincuore dobbiamo fare questo tipo di intervento, però ripeto, la sicurezza dei passanti e dei veicoli viene prima di tutto. E anche dei clienti del bar, perché come potete vedere si trova proprio sul piazzale del bar. Immaginate voi se questo ramo fosse, insomma, caduto durante il giorno sopra i clienti dell'esercizio pubblico. Nel resto del territorio di Romano Dezzelino il maltempo ha colpito, ma tutto sommato, a parte qualche ramo spezzato a San Giacomo, nulla di più. Sì, questa mattina abbiamo appunto fatto girare una squadra per il territorio
territorio per verificare lo stato di tutte quelle che sono le piante, quindi nei parchi, e non abbiamo trovato particolari criticità. Diciamo che anche una manutenzione costante che facciamo in tutto quello che è il verde pubblico ci permette di essere anche un po' più tranquilli. Ovviamente se arrivano eventi eccezionali come quello di ieri sera, di questa notte, non sono prevedibili e purtroppo accade anche questo. Danni anche, come vi dicevo, in Valsugana, precisamente nel territorio comunale di Valbrenta, alberi caduti a Vastagna, sottopasso allagato a Cismon. Noi adesso ci spostiamo proprio in quella zona, torneremo a chiedervi la linea nel corso del telegiornale. Per il momento da Fellette è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Monica Smiderle, poi ci risentiremo nuovamente dalla Valbrenta. Intanto vediamo anche dal Messaggero Veneto i danni in Friuli, Venezia Giulia. Vedete 500 chiamate in tutta la regione, 2 persone restano aggrappate al pilone per salvarsi dal fiume in piena, colpita soprattutto la Bassa e la Pedemontana. Soccorse 2 persone a Fiumicello, un masso è caduto su un'auto a Tramonti, illeso il conducente. Qui vedete una foto di un albero caduto su una casa a San Giorgio e poi altre immagini che vi mostriamo dal Messaggero del Veneto. Questa è la casa scoperchiata a Tor Viscosa, qui siamo alla Tisana, un albero davanti al teatro Odeon e poi altre immagini di piante cadute, di interventi dei vigili del fuoco, proprio perché la situazione, per fortuna tutto questo è accaduto nel corso della notte, come diceva Monica Smiderle, quindi i danni sono limitati, nel senso che se fosse successo durante la mattina o nel pomeriggio con le persone in giro ci sarebbero state delle conseguenze gravi. Per ora chiudiamo qui l'ampia prima pagina sul maltempo che ha devastato, ha flagellato il Veneto e il Friuli, ma ci torniamo ovviamente con altri aggiornamenti i nostri inviati. Passiamo alla questione dei migranti. È intervenuto il ministro Piantedosi, ha voluto sapere dalla prefettura di Vicenza per quale ragione siano stati scaricati davanti a diversi comuni del Vicentino i profughi, e ne stanno arrivando in Veneto oltre 4.000. Vediamo il servizio sul vertice che era previsto ieri in prefettura tra il prefetto di Vicenza e i sindaci e che poi è saltato. Vediamo. Salta l'incontro previsto tra prefetto e primi cittadini del Vicentino, da Altavilla a Sovizio, da Castelgomberto a Cornedo, che stanno gestendo l'accoglienza di alcuni migranti provenienti dai recenti sbarchi, gruppetti che ieri sono stati letteralmente scaricati davanti ai loro municipi. La prefettura ha fatto sapere che, visto il numero significativo dei sindaci coinvolti, oltre 50, ha deciso di rinviare la riunione e a breve verranno convocati a gruppetti per consentire incontri maggiormente fruttuosi. Ho avuto rassicurazione che a breve verremo ricontattati come sindaci per tornare proprio a parlare di questa emergenza e delle situazioni accadute a Cornedo e negli altri comuni colleghi e a me limitrofi. Profughi arrivati e annunciati solo poche ore prima senza aver concordato le misure preventivamente, lamentano i sindaci che fanno i conti con l'assenza di strutture idonee nei loro territori. Rabbia perché è stata una gestione veramente improvvisata, dittatoriale, che non ha messo i sindaci con le spalle al muro, li ha costretti ad accettare quello che stava succedendo. Anche perché noi abbiamo subito un'attività che è inconcepibile, l'abbandono di persone davanti ai comuni e lasciandoli alle mercé di quello che poteva succedere, e questo fa arrabbiare perché è una situazione che non è possibile gestire in questo modo. La situazione di emergenza che stiamo vivendo, scrive il sindaco di Cornedo in una lettera sfogo indirizzata al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e l'urgenza di trovare una soluzione al problema non può giustificare questo modus operandi. Io stamattina ho scritto al Ministro raccontando semplicemente con parole molto semplici la mia storia da primo cittadino. Ho scritto al Presidente Luca Zaia, quantomeno per capire se questo modus operandi è quello che le tre istituzioni vorranno intraprendere, e auspicando che nessun altro sindaco abbia la mia stessa
esperienza. Intanto da ieri hanno trovato posti di accoglienza tampone. Ad Altavilla i profughi sono stati collocati in uno stabile destinato a diventare un centro diurno. A Cornedo, che deve gestire anche la presenza di un minore, fondamentale è stato il supporto della parrocchia, e Castelgomberto ha allestito ad alloggio temporaneo gli spogliatoi dei campi da calcio. E questa era ancora Luisa Bertini. Adesso tra poco sentiremo le reazioni dei politici locali, soprattutto rispetto al prossimo arrivo dei profughi in Veneto. Sentiamo cosa avevano detto alcuni di loro nel novembre scorso, quando comunque i profughi stavano comunque arrivando, non ancora così in numero così massiccio, 4.000 nelle prossime settimane, ma certamente erano arrivi che non erano stati preventivati. Sentiamo. Faccio davvero fatica a capire questo arrivo di questi 40 immigrati. No, perché voglio dire, se questo è il governo di centrodestra, la vedo un po' dura. Mi sembra di essere tornato indietro di anni. Dopodiché voglio essere molto chiaro: se qualcuno immagina di riaprire Cona e Bagnoli, ecco, se ne faccia una ragione, non si riaprono quei due siti. È del tutto evidente che ancora una volta siamo di fronte a una gestione assolutamente inaccettabile dell'immigrazione, perché di fatto vengono scaricate sui territori, e questo non è accettabile. Cioè, non ci danno l'autonomia, ma i migranti sì. Adesso, per carità, va tutto bene, ma non è che il Veneto è qua per accogliere tutto e tutti e chiunque. È evidente che quello è un fenomeno che è stato agevolato in passato, e che quindi l'idea che si possa partire dalla Libia sfruttati dagli scafisti, dai delinquenti che su queste persone speculano, non si possa fermare in un minuto. Mi pare una cosa talmente palese che non è che noi oggi abbiamo professato, certo che abbiamo dei progetti in testa, ma non è che da oggi a domani possiamo bloccare le navi in Libia senza aver fatto degli accordi. Se le navi partono e arrivano in Italia, è evidente che poi la ridistribuzione non avverrà mai, perché nessuno poi è disposto ad accoglierli. Le navi che battono altre bandiere, che sono quella norvegese e quella tedesca, sarebbe bene reindirizzarle direttamente verso i loro paesi d'origine. Al di là del fatto che poi parliamo di vite umane, sulle quali nessuno mette in discussione il fatto che debbano essere salvate, l'obiettivo è evitare che queste persone partano e poi vengano sfruttate in tutta la tratta. La vicenda di oggi dimostra che chi in campagna elettorale prometteva cose mirabolanti in realtà già oggi dimostra di non essere in grado di mantenerle. L'immigrazione è un fenomeno complicato e ancora una volta lo Stato, come è capitato con i governi del passato, lo scarica sui territori, sui comuni, e invece servono regole chiare, precise. Chi ha diritto di restare in Italia deve essere formato e avviato al lavoro, visto che tantissime aziende nel nostro territorio non trovano personale. Chi chiaramente non ha invece diritto di star qui va riaccompagnato tramite accordi internazionali nel paese d'origine. Servono regole. E questo era Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, ma eravamo nel novembre dell'anno scorso e come vedete la situazione non è cambiata, si prevedono 4.000 arrivi. Sentiamo su una questione che Alberto Stefani, poi vedremo, il segretario regionale della Lega, ha molto criticato, cioè il fatto che la prefettura abbia deciso di lasciare i migranti davanti ai comuni. Sentiamo cosa ha detto il presidente dell'ANCI, Mario Conte. Sono in arrivo 4.000 migranti, quindi questo marca un periodo storico particolarmente complicato, caratterizzato da questi arrivi che ovviamente devono essere governati e non vorremmo, come è successo in passato, subirli. L'accoglienza dei migranti va governata e non subita. Pensieri e parole di Mario Conte, presidente dell'ANCI Veneto. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani oggi lancia un messaggio forte e chiaro, soprattutto dopo quello che è accaduto ieri nel Vicentino, quando ad Altavilla, a Sovizzo, a Cornedo, a Castelgomberto e a Gambellara i sindaci hanno trovato gruppetti di profughi lasciati davanti ai municipi, scatenando una forte reazione. Servono regole chiare, serve trasparenza, serve condivisione, serve collaborazione tra territori, prefetture e anche la Regione, che si è messa a disposizione
per la gestione di questo periodo particolarmente complicato, e sono convinto che se ognuno di noi farà la sua parte compatibilmente con quelle che sono le disponibilità, con quelle che sono le risorse a disposizione, con quelle che sono anche le altre emergenze umanitarie che stiamo gestendo, in primis l'emergenza sociale della nostra comunità, però sono convinto che se tutti noi facciamo poco riusciremo a dare una grande risposta. La preoccupazione dei sindaci del Vicentino è che ci possa essere un cambio di passo nella strategia dell'accoglienza. La paura è che anche dove e quando non c'è posto per collegare i profughi, i sindaci vengano messi di fronte al fatto compiuto e gli vengano lasciati i migranti davanti alla porta del municipio. Io credo che attraverso il dialogo, attraverso il confronto, attraverso la condivisione si possono evitare queste situazioni che poi creano tensione nel territorio, che poi creano anche difficoltà nella gestione dell'accoglienza, che in questo momento di sicuro non abbiamo bisogno. Adesso, per regolare l'accoglienza, sarà fondamentale il protocollo annunciato tra Regione, Prefetture e ANCI Veneto. Questo protocollo, che di fatto è una condivisione di intenti, scriviamo quelle che sono le regole del gioco per evitare situazioni come quelle di Vicenza, o per evitare ancora di più situazioni come quelle che hanno caratterizzato in passato i nostri territori, dove un numero importante di migranti veniva riversato senza regole, senza prospettive, senza futuro, magari in un solo comune o in un solo centro di accoglienza, con tutti i disagi che poi quel tipo di accoglienza sregolata ha portato nei territori. In regia oggi a Focus TG Andrea Basso e Simone Merlo. Ieri sera abbiamo parlato dei migranti scaricati davanti ai comuni. Sentiamo cosa ha detto uno degli ospiti, il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese. Noi sindaci diciamo un no solamente perché vogliamo in qualche modo chiudere le porte e puntare solamente al discorso della sicurezza, ma c'è anche una volontà di capire esattamente quello che il territorio può recepire o meno, in base anche alle disponibilità e quelle che sono anche le caratteristiche dei singoli comuni. Questa modalità, io sono d'accordo con i colleghi, li conosco tra l'altro tutti quanti, e in maniera trasversale io solidarizzo con loro, perché non è possibile che... ho sentito il sindaco di Altavilla che alle 5:30 del mattino hanno scaricato tre persone davanti al comune, come dire, prendi e arrangiati. Insomma, io capisco che i sindaci sono ormai abituati ad affrontare tutto e ci mettono l'S non di sindaci ma di Superman, però non siamo dei supereroi e dobbiamo soprattutto in modo chiaro essere messi nelle condizioni di poter fare quello che è giusto fare, ma non cose improvvisate e soprattutto cose che per noi sono impossibili perché non abbiamo le strutture per poterli ospitare. Io come comune, vi dicevo anche l'altra volta, chiudo il discorso, ho una cooperativa che ancora nelle passate ondate migratorie ha preso in affitto dei locali in centro al paese e ospitano una quindicina di posti. E io credo che a Noventa Vicentina questo è il massimo che si possa fare con queste situazioni, anche perché c'è comunque sempre anche un'emergenza sociale che è praticamente connaturata alle situazioni delle nostre economie, e quindi ovviamente un comune di 9.000 anime questo è quello che può dare, punto e stop, insomma. E questo era Mattia Veronese, sindaco di Noventa Vicentina. Ieri sera a Focus sono arrivati centinaia di SMS, di WhatsApp, come sempre nel nostro talk. Passiamo allo sciopero dei treni che andrà fino alle 15 di oggi e ci colleghiamo con Francesco Rattai e Federico Cibotto per vedere come sta andando in stazione a Padova. A te, Francesco. Sì, buongiorno dalla stazione dei treni di Padova. Giornata di passione per chi deve viaggiare oggi in treno per lo sciopero delle principali sigle dei sindacati nazionali. Uno sciopero che è stato dimezzato dal Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, che terminerà alle 15 di oggi. È iniziato questa notte alle 3, doveva concludersi alle 2. Il ministro Salvini è intervenuto precettando praticamente e limitando lo sciopero alle 3 di oggi pomeriggio. I motivi dello sciopero sono principalmente legati alla carenza di personale e al fatto che manchi un piano delle assunzioni da parte delle principali compagnie ferroviarie italiane. Quello che sta succedendo lo vedete, molti i treni cancellati.
ritardi fino a 140 minuti, ma andiamo a sentire i viaggiatori, i pendolari padovani come stanno reagendo a questo sciopero. Ma in realtà l'ho scoperto stamattina che c'era lo sciopero, perché comunque prendendo i regionali, prendo il treno, prendo il biglietto la mattina, quindi un po' all'ultimo minuto, però speriamo che non lo cancellino. Hanno cancellato tutti i treni regionali quasi. Conti di farcela ad andare? Ho pagato un supplemento e prenderò una freccia dopo. Ce l'avevamo alle 8.56 ma ce l'hanno cancellato. Poi ne dovevamo avere uno alle 9.56, ci hanno cancellato anche quello, ci hanno garantito l'11.56. I treni sono in ritardo di più di un'ora e mezza, se non di più, e quindi dovrò aspettare. Infatti io prenderò l'autobus perché è l'unica soluzione. Sì. E nulla. Noi abbiamo molte alternative alla fine. Sì, sono riuscito ad arrivare. Non aveva ritardi il tuo treno? No, ne ho trovati invece. Mi sono fermato in un bar in stazione perché li avevano cancellati nel giro di un'ora. Lei deve partire o è arrivata? Devo partire per Roma Termini. E non si trova niente? Non saprei. Adesso vediamo come va a finire. Sono arrivato. Ce l'ha fatta? Sì, incredibilmente ce l'ho fatta. Where do you have to go? Firenze. Good luck. Thank you. Quindi chi cerca un autobus, chi paga un supplemento, si cerca di arrivare a destinazione nonostante lo sciopero. Dalla stazione di Padova è tutto, restituisco la linea. Grazie Francesco Rattai. È come se non bastasse, nelle stazioni ci sono anche i maniaci, si sono chiuse le indagini nei confronti dell'uomo che ha terrorizzato e abusato di 8 donne. Un maniaco sessuale senza scrupoli. Sarebbero 8 le vittime di violenze sessuali e abusi da parte di Ryan Vasti, il 20enne tunisino arrestato e finito in carcere a giugno con l'accusa di essere il molestatore della stazione di Padova che ha stuprato, minacciato e aggredito sessualmente 8 donne, tra di loro anche una minorenne. Concluse le indagini preliminari, si è scoperto che in un caso il giovane tunisino ha anche pedinato per mesi una delle vittime. I 7 episodi sono stati denunciati tra maggio e giugno di quest'anno, ma la sua prima vittima, l'8ª donna che lo ha denunciato, sarebbe stata pedinata per ben 9 mesi. Il tunisino è accusato di aver violentato una ragazza, spinta a terra in una zona appartata e costretta ad un rapporto sessuale, violenza avvenuta il 30 aprile scorso. Pochi giorni dopo, insieme ad un complice tuttora sconosciuto, ha invece stuprato una giovane dopo averla stordita con alcol e droghe. Stessa cosa per un'altra vittima il 28 maggio. In un caso è riuscito a intrufolarsi in casa di una delle donne seguite in stazione. Il tunisino è stato arrestato a giugno per spaccio, ma la sua descrizione combaciava con quella del maniaco. Da qui è scattata l'indagine. Il giovane deve anche rispondere di attestazioni di false generalità al momento dell'arresto. Infatti aveva detto di essere minorenne. Come al solito non mancano gli incidenti stradali. Vediamo il mattino di Padova, schianto fra 2 auto e 2 bici a Bovolenta, 4 feriti. Questo è successo, vi dicevo, a Bovolenta, e poi a Brusadur una vettura è finita rovesciata, l'altra in un fossato. Nel novembre del 2020 a Cadoneghe uccise la moglie a coltellate. La Corte d'Assise d'Appello ha confermato la massima pena, l'ergastolo, per un 42enne marocchino. Ergastolo. La conferma arriva anche in secondo grado di giudizio per Abdel Fettah Gennati, il 42enne marocchino che la notte del 24 novembre del 2020 ha ucciso a coltellate la moglie Aisha nel loro appartamento di Cadoneghe mentre in casa c'erano i 3 figli. Nessuna attenuante è stata riconosciuta, nemmeno quella della semi-infermità mentale che avrebbe portato ad una riduzione della pena. La Corte d'Assise d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado per l'uxoricida, ergastolo. Gennati ha patteggiato anche per l'accusa di maltrattamenti ed è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Il 42enne operaio marocchino aveva massacrato la moglie a coltellate mentre la giovane donna era a letto con la figlia più piccola. Era ossessionato dalla gelosia, le impediva di uscire da sola con le amiche, la spiava e la maltrattava davanti ai figli. Aisha aveva denunciato la situazione ai carabinieri, ma aveva deciso di tornare a casa con il marito fino alla notte in cui è stata brutalmente assassinata. Gennati ha perso la patria potestà ed è stato anche condannato ad un maxi risarcimento ai familiari della moglie. Stasera a Focus dalle 21:15 seguiremo in diretta la fiaccolata per ricordare le 3 vittime della strage di Santo Stefano di Cadore, cioè la famiglia investita travolta da Angelica Hutter, la tedesca di 32 anni che adesso è piantonata in psichiatria
a Venezia. Fiaccolata questa sera, domani ovviamente seguiremo in diretta i funerali da Favaro Veneto. E intanto il Comune di Venezia ha proclamato il lutto cittadino per Marco, Mattia e Maria Grazia. Saranno trasmessi in diretta sulla nostra emittente i funerali alle 10 di domani. Stasera vi dicevo la fiaccolata alle 21:15. Sentiamo cosa ha detto a Ilaria Marchiori l'assessore Renato Boraso. Abbiamo valutato l'importanza di dichiarare il lutto cittadino per venerdì durante le esequie delle 3 vittime. Ovviamente noi siamo legati come comunità a queste famiglie, la famiglia Potente, la famiglia Zuin, la famiglia Antoniello. Il lutto cittadino è stato proclamato anche dal comune di Santo Stefano di Cadore, che venerdì presenzierà con una rappresentanza ai funerali delle 3 vittime, così come il comune di Marconi, in cui Marco Antoniello era stato residente alcuni anni fa. I funerali saranno celebrati da Don Giuseppe Simoni per volere della famiglia Potente alle 10:30 nella chiesa di Sant'Andrea in via Altinia a Favaro. La nostra emittente trasmetterà la funzione in diretta a partire dalle ore 10, anche per facilitare la partecipazione di chi viene da lontano o per i più anziani, viste le temperature elevate di questi giorni. Siamo colpiti nel cuore, colpiti nell'anima. E quello che posso ricordare in questi giorni che ho visto Elena Potente è l'appello che ci ha fatto di essere vicini alle loro famiglie in questo momento. E la forma di domani sera, quella della marcia silenziosa, della fiaccolata che le maestre della scuola materna a Maria Immacolata hanno subito promosso, credo che sia la forma migliore. Chi può venga domani sera, sarà una marcia silenziosa che partirà dalla scuola materna Maria Immacolata della parrocchia Sant'Andrea e si snoderà fino a Dese, perché le 2 famiglie erano residenti tra Cassolaro e ovviamente Dese, quindi è un momento in cui la vicinanza è importante per queste famiglie. Intanto il comandante della Polizia Locale di Venezia, Agostini, ha emanato un'ordinanza con modifiche alla viabilità in via Altinia e Cassolaro. Dalle 8:30 alle 13 di venerdì e comunque fino a cessate esigenze sarà vietato transitare e sostare in via Altinia fra il civico 131 e il cimitero di Favaro, eccetto mezzi di soccorso, pronto intervento e veicoli autorizzati. Vietato transitare in via Cassolaro dal civico 2 all'intersezione con via Carezzonico. L'intervista era di ieri, per cui l'assessore parlava di domani sera e stasera la fiaccolata per ricordare le 3 vittime della strage di Santo Stefano di Cadore. Ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sona, nel Veronese, in via Edmondo De Amicis, per un principio di incendio all'interno di un'officina di auto. Nessun problema. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I pompieri arrivati da Verona con 2 autopompe hanno spento le fiamme che riguardano un'attrezzatura tecnica. Il fumo ha invaso tutto il capannone di quasi 1500 metri quadrati. Le cause del principio di incendio di probabile natura elettrica, quindi un cortocircuito, sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alla fine dell'evacuazione avvenuta dopo circa 2 ore. La Corte di Giustizia europea ha dichiarato irricevibile la domanda pregiudiziale di un giudice italiano sulla incompatibilità con il diritto europeo dell'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Il caso era stato sollevato dal giudice del lavoro di Padova, a cui si era rivolta un'infermiera dell'ospedale universitario della stessa città, sospesa dalle funzioni e dalla retribuzione per non aver rispettato l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. La mafia arriva dappertutto con i suoi tentacoli e non è solo Cosa Nostra, l''ndrangheta, la Sacra Corona Unita si sono infiltrate qui nel Veneto, soprattutto in vista delle Olimpiadi del 2026 e quindi addirittura anche a Belluno, nel Bellunese, in montagna, dove si pensa che la mafia non esiste. Invece un'operazione congiunta a Palermo, Belluno, un'operazione antimafia, ha portato a 11 ordini di custodia cautelare.
Matteo Pandolfo in provincia di Belluno svolgeva l'attività di muratore, uno sfasciato in gergo palermitano, un pesce piccolo, comunque incaricato nel 2021 di fare il guardiano ed esattore della borgata di Sferracavallo, poi caduto in disgrazia e in esilio forzato. Pandolfo è uno degli 11 arrestati alle prime luci dell'alba di oggi nell'ambito di una operazione antimafia dei carabinieri del nucleo investigativo di Palermo, che si sono spinti fino nella provincia di Belluno per sferrare un nuovo colpo alle famiglie di Tommaso Natale e Partanna Mondello. Ad arrestare e portare nel carcere di Baldenic Matteo Pandolfo di 47 anni sono stati i carabinieri di Palermo che con il supporto dei colleghi di Cortina hanno rintracciato l'uomo che proprio nell'ordinanza di oltre 300 pagine del GIP viene definito guardiano ed esattore. 11 le ordinanze di custodia cautelare eseguite stamani, 8 in carcere, 3 ai domiciliari con braccialetto elettronico. In carcere è finito tra gli altri il nemico giurato numero 1 di Totò Riina, Michele Michalizzi di 73 anni. Tutti sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione consumata e tentata con l'aggravante del metodo e delle modalità mafiose, nonché per tentato omicidio aggravato. Sull'operazione è calato il silenzio delle istituzioni bellunesi. Che le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 siano davvero l'obiettivo concreto delle organizzazioni criminali sembra assodato, si era mai più di un sospetto, tanto più che dalle intercettazioni emerge proprio la volontà di rincorrere fondi e capitali prontamente disponibili come i bandi dell'Unione Europea. I tentacoli di mafia, camorra e 'ndrangheta dal litorale veneziano potrebbero essersi già allungati fino alla montagna e adesso sì, è il caso di alzare la guardia. Servizio di Tiziana Bolognani, c'è carenza di personale anche nelle forze dell'ordine. Può sembrare strano, ma è così, e quindi oggi c'è stata la protesta degli agenti SILP CGIL in tutta Italia. Vediamo. Il dato è veramente impressionante, se si pensa che negli ultimi 10 anni si sono persi circa 150 persone in tutta la provincia e il dato purtroppo non vede un'inversione di tendenza, anzi. Se guardiamo al futuro, infatti, i numeri potrebbero essere ancora più allarmanti. Tra 5 anni il rapporto tra corpo di polizia e cittadini rischia di essere di un agente ogni 3.000 abitanti, una parabola discendente pericolosa che già oggi punta dritto all'emergenza. Faccio un esempio, la sezione polizia stradale, che dovrebbe avere circa 50 persone, sono 28 persone. Una geografia, quella dell'emergenza personale, che tocca diversi punti. Se ci spostiamo nell'ufficio migrazione, ad esempio, tra poliziotti e interinali, sale a 10 il numero di personale non riconfermato. Calcolatrice alla mano, quindi, nella Marca si registra ogni anno un calo di circa 20 agenti in tutto il comparto. Oltre alla difficoltà oggettiva di assumere il personale che servirebbe, anche con assunzioni straordinarie che non si hanno intenzione di effettuare al momento, non c'è neanche la capienza materiale per poterlo svolgere, oltre al fatto che ovviamente se non c'è personale mancano gli istruttori. Quindi è una catena che sta portando al collasso tutto il comparto. Comparto a rischio collasso in tutta Italia. Questa mattina in 100 città la protesta dei poliziotti SILP CGIL, scesi in piazza e davanti alle prefetture per chiedere nuove assunzioni oltre che un ritocco allo stipendio. Mobilitazione a cui il corpo di polizia di Treviso ha partecipato solo da lontano, proprio per mancanza di personale. Noi non siamo stati presenti davanti alla prefettura per senso di responsabilità, in quanto è stato difficile scegliere se mettere il personale in permesso sindacale o farlo lavorare, perché come dicevamo prima le criticità sono molte e il personale non si è sentito di assentarsi in questo momento. Dicevamo che non ci sarebbero stati danni alle persone in questa ondata del maltempo che ha colpito Veneto e Friuli Venezia Giulia, però a Cervignano, in Friuli Venezia Giulia, un danno il maltempo l'ha fatto, e anche molto grave, perché un uomo ha perso il controllo dell'auto per evitare un albero caduto ed è finito contro un muro ed è morto. Si trattava di un 60enne, quindi questa può essere una vittima proprio da ascrivere all'ondata del maltempo che per ora aveva provocato solo danni materiali. Passiamo alla pagina della politica. Si sta parlando e discutendo ancora molto delle ritirate dimissioni da sindaco e da presidente della provincia di Treviso e da sindaco di Castelfranco di Stefano Marcon. Vediamo la conferenza stampa di ieri. Ho ritirato le mie dimissioni
con la condizione di andare a chiedere un voto di fiducia al Consiglio Comunale. 18 giorni dopo quel post sui social che aveva provocato un terremoto a Castelfranco e in Lega, Stefano Marcon annuncia il ritiro delle dimissioni protocollate il sabato del congresso regionale. Le segreterie provinciali hanno lavorato per ricomporre la crisi, ma è nel confronto di ogni singolo membro della maggioranza con i cittadini che Marcon intende trovare la strada per proseguire. Il sottoscritto si rimette in gioco. Con questa condizione però voglio che sia espressa un voto di fiducia in Consiglio Comunale dove ognuno dei consiglieri si assuma la propria responsabilità. Ciascuno si dovrà prendere pubblicamente l'impegno di sostenerlo, mettendolo nero su bianco, votando entro fine mese il documento di fiducia al sindaco e se sgarrerà ne risponderà direttamente ai cittadini. Perché da famiglia piaccia o meno, la maggioranza dice si è trasformata in una democrazia e in democrazia valgono i numeri, anche se si tratta di un solo voto di vantaggio. Quanto ai fuoriusciti da Lega e lista Marcon è netto. Il gruppo misto non è una forza di maggioranza. Poi faranno quello che reputano più opportuno. Loro non sono più, loro fisicamente si siederanno in staccati dalla maggioranza. Marcon riconosce la spalla offerta dal gruppo Punto d'incontro e la buona volontà di Fratelli d'Italia, per il resto va all'attacco. Altre forze di opposizione non hanno ragionato sotto il punto di vista politico, ma forse abbiano ragionato come ragiona il condor quando gira in cerchio attorno alla preda ferita nella speranza di poterla definitivamente azzannare. Ammette che il post del 24 giugno era parzialmente uno sfogo, invoca in Lega il ritorno a una disciplina di partito senza posizioni personali o fughe in avanti. Quanto all'ipotesi di un reimpasto di giunta a Castelfranco conclude: quando avrò la fiducia farò delle valutazioni rispetto anche ad un cambio di passo da parte della Giunta. È emerso anche nel corso delle nostre riunioni in questi giorni che bisogna in qualche modo cambiare passo. Però non anticipo nulla, non voglio che emergano degli agnelli sacrificali piuttosto che dei capri espiatori magari per questo percorso. E adesso sentiamo le reazioni degli alleati e anche dell'opposizione al ritiro delle dimissioni da parte di Stefano Marcon. È una buona giornata perché il ritiro delle dimissioni, cosa che tra l'altro noi abbiamo richiesto dal primo giorno, scongiura per il Comune quello che era lo scenario peggiore, cioè il commissariamento. Direi che come Fratelli d'Italia siamo anche contenti del fatto che il sindaco abbia condiviso la nostra idea sulla coerenza e sul fatto che le responsabilità amministrative debbano rimanere in capo al centrodestra. Soddisfazione da parte di Fratelli d'Italia. Il governo della città rimane in capo al centrodestra e su questo Guido Rizzo è irremovibile. I cittadini hanno votato questa coalizione ed è giusto che si continui su questi passi. Abbiamo sempre detto che volevamo il ritiro delle dimissioni, che diamo fiducia al centrodestra, perciò sicuramente non siamo noi il problema, ma credo che la fiducia sia un atto che il sindaco giustamente chiede come atto dovuto, l'ha detto lui in conferenza stampa, e da là però si deve ripartire, come ho detto prima, con un cambio di passo importante per dare risposta ai cittadini. In silenzio per ora i consiglieri Pasqualotto, Cattapane e Gatto, componenti di quel gruppo misto diventato il casus belli di questi mesi. A parlare invece con toni molto duri è l'opposizione. Credo sia proprio il disprezzo delle istituzioni interpretandoli a proprio uso e consumo. Avevo detto circa 15 giorni fa ai vostri microfoni che si trattava di una marconata, così l'avevo definita, e marconata è stata, come volevasi dimostrare, come avevo anticipato in questi giorni anche alla stampa. Marcon ci ha ripensato, siamo soliti ai ripensamenti di Marcon, lo dico con sarcasmo ovviamente, e quindi ha ritirato le dimissioni. Vedremo in Consiglio che cosa ha chiarito con la sua maggioranza. Posizioni poco chiare e un clima instabile all'interno della maggioranza che in città è palpabile. Vedremo gli sviluppi della situazione. Probabilmente Marcon difficilmente mangia il panettone da sindaco. Un tutti contro tutti. Non si può, dice Sartoretto, governare così. La città non se lo merita. Non lo merita, anche se lui dice di amarla tanto, ma probabilmente ama tanto il suo posto di sindaco e soprattutto di presidente della provincia. La decisione che il sindaco aveva preso era una decisione
problematica sicuramente per la città, però poteva essere anche un momento di ripensamento, perché la Lega in questi anni su tanti fronti non ha operato per dare futuro e respiro a Castelfranco. Ci siamo chiusi e lì siamo rimasti e ora non so se sarà possibile aprire orizzonti in queste condizioni. Servizio di Edi Caliman, andiamo in pubblicità, 2 minuti e poi torniamo ancora sul maltempo, ci collegheremo di nuovo con i nostri inviati per darvi le ultime notizie. A tra poco, state con noi. Tra poco ci collegheremo di nuovo con Christian Arboir che sta seguendo i danni da maltempo a Treviso, alberi divelti, è crollato il salice piangente dei Buranelli che era un simbolo, e anche danni nelle mura. E vediamo adesso, tra poco avremo Christian Arboir, poi anche Monica Smidlerle da Valbretta, ma intanto vediamo anche quando non ci sono proprio ondate enormi di maltempo, danni e problemi idraulici in molte zone di Bassano del Grappa, in particolare in Viale delle Fosse, dove però la situazione è stata rimessa in sesto. Sentiamo Vanessa Banzato. Viale delle Fosse mai più sott'acqua ogni qualvolta si presenta una pioggia particolarmente intensa. Il problema si protraeva da tempo, creando pesanti disagi a chi transitava lungo la trafficatissima arteria cittadina, che hanno portato l'amministrazione a un intervento straordinario di sistemazione della strada. I lavori, come avrete visto nei mesi scorsi, hanno impegnato il taglio dell'asfalto, la creazione di alcuni scavi per immettere i tubi, e poi quello che invece è visibile ad occhio sono il rifacimento dei due scoli principali, che sono i fossati appunto del Viale delle Fosse, dove è stato rifatto e rilivellato il sistema di scorrimento delle acque appunto nei fossati, ma anche sono state aumentate il numero delle caditoie in ghisa che vedete, che sono quelle che consentono di far defluire l'acqua verso appunto il fiume Brenta e il canale che sta sottostante. Parlando di importi, le cifre sono un 425.000 euro di quadro economico, vuol dire lavori tutti compresi. I lavori effettivi fatti su strada sono stati 300.000 euro. Un'ultima battuta, si pensa anche di risistemare tutto il manto stradale a livello dei 2 marciapiedi del viale. Sì, a voi alle nostre spalle, se guardiamo un po' a distanza, c'è già un'impresa che sta lavorando sul controviale che va da via Jacopo da Ponte a Piazzale Trento, che verrà rifatto perfettamente uguale a quello che vedete qui a nord dove siamo noi, e i prossimi interventi invece riguarderanno la parte est per fare una sistemazione ugualitaria in tutto il viale. Contestualmente verrà anche adeguata la pubblica illuminazione su entrambi i lati del viale con apposite lampade a LED. Intanto Monica Smidlerle si è spostata da Romano di Zelino, colpita dal maltempo, alla Valbrenta, dove ci sono danni. Di nuovo a te la linea, Monica. Rieccoci nuovamente in diretta, siamo arrivati a Vastagna, territorio comunale di Valbrenta. Con me c'è il sindaco Luca Ferrazzoli. Il maltempo ha colpito ancora anche questa zona. Sì, ha colpito di nuovo, abbiamo avuto qualche caduta di alberi che ha in qualche modo interdetto il traffico, soprattutto sulla comunale scendendo da Cismon verso Vastagna. Sono prontamente intervenuti i dipendenti comunali e quindi tagliando gli alberi e mettendo in sicurezza la sede viaria. Poi abbiamo avuto dei danni in montagna, questi rilevanti, perché un fulmine ha colpito una nostra malga col 90 e di fatto rendendo inutilizzabile tutto l'impianto elettrico, con tutte le conseguenze del caso, perché ovviamente si tratta di una malga in cui si produce latte e conseguentemente c'era tutta l'attività di imulgitura che doveva essere svolta stamattina, e quindi abbiamo mattina
mattinata mandato su subito gli elettricisti per capire la gravità della situazione e per poter risolverla nel minor tempo possibile. Ci sono stati disagi con un allagamento di un sottopasso a Cismon. Sì, questo capita spesso, nel senso che abbiamo un sottopasso che collega la statale 47 a Primolano, che quando vi sono fenomeni particolarmente intensi tende ad allagarsi e quindi deve essere chiuso. Questo provoca dei disagi perché attualmente la galleria verso Assie è chiusa di notte per lavori e quindi ANAS ha dovuto riaprirla in modo che fosse possibile raggiungere Feltre. Insomma, Sindaco, è stata una nottata difficile anche per il suo territorio. Sì, come spesso capita bisogna essere pronti perché qui il tempo cambia repentinamente nelle zone pedemontane con quelle conseguenze che sono note, quindi bisogna cercare di stare allerta per dare risposte immediate. I lavori di ripristino sono già in corso? Sì, sono in corso e credo che saranno ultimati entro la mattinata. Da Vastagna è tutto, io ringrazio il sindaco Luca Ferrazzoli e restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie al sindaco Monica Sminderle. Andiamo, vi dicevo, in diretta a Treviso di nuovo da Christian Arboid, perché ci sono stati gravi danni soprattutto nella zona delle mura. A te la linea, Christian. Ecco direttore, di nuovo ti mostriamo con Nicoletta Rizzetto dalle mura queste immagini dall'alto. È la zona di Porta Caccianiga per intenderci, ed è l'area più interessata dal maltempo di questa notte, perlomeno qui nella città capoluogo. Decine di alberi abbattuti, rami sradicati, ma anche alberi che sono stati sradicati letteralmente, a dimostrazione della furia del vento che si è abbattuto per 10-20 minuti sulla città accanto a una grandine potente, chicchi della dimensione di una pallina da ping pong, così ci hanno raccontato in tanti. Questa è la zona, quella che vedi qui delle mura, che collega Porta Caccianiga con Piazzale Burchiellati. È qui che si tiene e si terrà la manifestazione Suoni di Marca, uno dei principali appuntamenti dell'estate trevigiana. Il sindaco Mario Conte poco meno di mezz'ora fa, proprio ai nostri microfoni, ha detto se un evento di questo tipo fosse successo nel pieno della manifestazione non so davvero come sarebbe andata a finire. Qui con noi ci sono anche degli operatori che stanno allestendo gli stand, perché nonostante tutto, nonostante il maltempo, nonostante i cantieri, Suoni di Marca si farà. Così dicono. Sì, noi siamo al lavoro e ci è stato dato l'ok per l'allestimento che iniziava già da ieri. Ecco, quindi voi state proseguendo, state andando avanti e registrate un po' il disagio del cantiere, siete un po' in ritardo, ma i tempi dovrebbero essere rispettati. Tirano giù ulteriori alberi, noi proseguiamo. Ecco, lei abita in zona Spresiano, mi diceva. Io sono riminese e abito in zona Spresiano. Ho saputo che durante la notte c'è stato un po' di nubifragio, ma non ero sveglio. Ecco, i danni li ha visti questa mattina un po' in tutta l'area. Sì, qualcosa mi è stato raccontato. Essendo una zona di ampia campagna non ho visto ribaltamenti o cose. Mi è stato raccontato da qualcuno, sai, le solite cose. Comunque voi continuate ad allestire il vostro stand, uno stand di antiquariato? Artigianato, antiquariato, aromaterapia, eccetera. Grazie davvero, buon lavoro. Vedi, direttore, tanti operai sono impegnati nell'allestimento di questa grande kermesse trevigiana, quindi da un lato qui sulle mura l'allestimento di Suoni di Marca, dall'altro il cantiere aperto, il pronto intervento degli uomini del comune, di diverse ditte private che stanno per l'appunto mettendo in sicurezza tutta l'area. Ci sono anche i dirigenti comunali, sono arrivati sul posto, stanno facendo proprio la conta dei danni. Adesso prima erano lì sostanzialmente in quella zona e stavano per l'appunto prendendo nota di tutto il patrimonio che è andato perso di fatto nella notte. Ci vorranno sicuramente diverse decine di migliaia di euro, come diceva il sindaco, per mettere a posto perlomeno il patrimonio dei giardini pubblici. Io, se non hai domande, ti restituirei la linea con Nicoletta Rizzetto e noi continuiamo il nostro viaggio in questa Marca ferita. Te la linea. Grazie molte, grazie a Christian Arboid e Nicoletta Rizzetto dalle mura di
Treviso, e visto che siamo alle mura, vediamo la notizia della Tribuna di Treviso: svaligiata in pieno giorno la casa del chirurgo mentre riposa dopo il turno. È successo proprio in una casa che si affaccia sul PUT, quindi vicinissima da dove Cristian Rabois era collegato. Spariti i gioielli tenuti in camera. La moglie dice: sconvolgente pensare che siano entrati sapendo che c'era qualcuno all'interno. E qui la foto di una signora che indica il balcone da cui sono entrati in casa i ladri, proprio mentre questo medico, questo chirurgo, stava riposando su un divano, cioè il massimo della sfrontatezza e dello sprezzo del pericolo entrare nelle case in cui ci sono ancora persone che stanno in pieno giorno, che stanno riposando e non notte e tempo. Andiamo a Selvazzano Dentro, che sarà commissariato perché è caduta la giunta della sindaca Giovanna Rossi. Il bilancio non è stato firmato in tempo utile. Vediamo. Sono molto delusa, sono molto amareggiata. Ieri sera mi hanno fatto un applauso infinito che porterò nel cuore tutta la vita. L'amarezza all'indomani dell'esito del Consiglio Comunale che ha decretato la fine in anticipo di 10 mesi del suo primo mandato da sindaco di Selvazzano. Giovanna Rossi e la sua giunta decadono e il comune verrà commissariato. Ieri sera la seduta è stata calda e non solo per le temperature record di questi giorni. Avevamo lavorato fino all'ultimo minuto per trovare anche la strada di condivisione, perché il prefetto, prima Sua Eccellenza il dottor Grassi e poi l'attuale Sua Eccellenza dottor Messina, ci chiedevano di votare favorevolmente questo atto tecnico che è appunto il rendiconto 2022. Come giunta abbiamo recepito i vari desiderata dei consiglieri delle sedute precedenti, pensando di fare addirittura di aggiungere motivo buono per votare questo rendiconto. Il presidente del Consiglio Comunale, Enoch Soranzo, sostenitore in campagna elettorale della sindaca Rossi, ma da mesi il suo primo rivale, ha sospeso la seduta e ha convocato i capigruppo. Poi il Consiglio è ripreso, ma il bilancio non è stato approvato. È stato decretato, anzi è stato chiesto di votare l'ammissibilità di questo proposta della Giunta, di questo documento che è appunto la proposta e non il documento del rendiconto in sé. La votazione ha dato esito negativo, quindi addirittura non è stato ammesso questo emendamento che abbiamo portato come Giunta. Curioso, lo trovo molto curioso, avrei preferito che si votasse il rendiconto, che si dicesse chiaramente non vogliamo che vengano spesi 1.300.000 euro per i cittadini. Ora si attende il provvedimento del prefetto Francesco Messina che farà scattare il commissariamento. Nella primavera del 2024 le elezioni. La sindaca Rossi sta pensando ad una possibile candidatura. Di sicuro credo che i cittadini meritano ancora il mio impegno e io di sicuro, se ci saranno le condizioni e ci saranno le persone con cui lavorare, perché è fondamentale avere una squadra unita, seria, preparata e che lavora assieme per la città. U7 Pedemontana, sempre al centro delle polemiche. Vediamo il servizio di Alex Giuliano. Nell'ULSS 7 viene cancellata la gratuità del servizio di trasporto per i pazienti in dialisi. Così, senza dare informazioni tempestive e senza dare la possibilità ai pazienti e alle famiglie di organizzarsi. Un modo di gestire la sanità pubblica che la consigliera regionale vicentina del PD definisce inaccettabile. Dal 1 di giugno i pazienti in dialisi dell'ULSS 7 non hanno più la gratuità di un trasporto per le proprie cure, un trasporto salvavita che ora ha solo una contribuzione da parte della Regione, 290 euro su 700 euro di spesa settimanale. È un trasporto che è un diritto sanitario di questi pazienti. La Regione lo toglie e la Regione scarica di nuovo i propri tagli sui più fragili. Chiediamo che ci sia rispetto delle persone in dialisi, che venga ripristinato la gratuità di questo trasporto e che si guardi in faccia al fatto che non possono essere sempre i più fragili a pagare politiche disattente e inaccettabili. C'è chi con la sola indennità di accompagnamento si è ritrovato praticamente dal giorno alla notte abbandonato a se stesso, una discriminazione che per giunta avviene tra le fasce deboli.
Da un lato si riconosce il costo del trasporto ai soli non autosufficienti, mentre agli altri viene riconosciuto un rimborso parziale. Uno scenario che purtroppo ci riporta a una sanità sempre più distante dai bisogni di chi è più fragile. E ancora dal cahier de doléances di Alex Giuliano andiamo a San Lazzaro e sentiamo cos'altro hanno avuto da dire i residenti. Nel pentolone, in cui da mesi e mesi si sta cucinando a fuoco lento, anzi lentissimo, la questione San Lazzaro, sta finendo di tutto. E adesso le aziende hanno deciso di alzare la fiamma per mettere fretta all'amministrazione comunale. Il rischio è quello di bruciare tutto. Ma torniamo al pentolone, dove ribolle la polemica. È più importante difendere i posti di lavoro o l'ambiente? Siamo però sicuri che sia questo il problema, perché la discussione sta inappropriatamente diventando uno scontro fra cittadini. Niente di più sbagliato, come sottolinea ancora una volta Aria. In un comunicato l'associazione bassanese non usa mezzi termini. La proposta di Baxi e Pengo suona come un diktat, o meglio una evidente imposizione di una precisa scelta da parte del potere economico, difeso a spada tratta da alcuni operatori pubblici. A Bassano la storia sembra non sia maestra di vita, pare lo sia solo l'economia. Sì, la parola magica, la chiave di volta è sempre quella, l'economia. Si punta sul solito ricatto occupazionale, coinvolgendo i dipendenti e il futuro delle loro famiglie. Nel comunicato stampa di Aria c'è spazio anche per un doppio affondo a Pengo e all'amministrazione Pavan. L'azienda che vuole edificare a San Lazzaro ha altre proprietà già edificate o edificabili. La stessa ha già partecipato nel quartiere Santa Croce alla costruzione di un grande centro logistico, saturando la capacità edificatoria di zona, che faccia veramente un passo, o anche due, verso una vera riorganizzazione industriale delle sue attività e non un semplice spostamento. E che non ci venga detto che non possiamo permetterci di scrivere in questi termini. Se l'azienda si permette di dire alla città cosa deve fare con le sue decisioni, i cittadini si possono permettere di dire all'azienda cosa fare con le sue. Oppure ci sono veramente cittadini di serie A e cittadini di serie B? Insomma, apri il pentolone e dentro, come detto, ci trovi di tutto, dal ricatto aziendale, come è stato metaforicamente definito, fino al ricatto occupazionale. E intanto, in queste ore, il Parlamento europeo ha approvato un'ambiziosa proposta di legge che prevede di tutelare entro il 2030 il 20% della superficie terrestre e marina dell'Unione Europea, in modo da impedirne lo sfruttamento commerciale. Vediamo un'altra vicenda caratterizzata da contrasti e da veleni, quella dell'Asco Holding. Vediamo il titolo di Veneto Economia, vediamo c'è una grande foto, Asco Holding, nuovo CDA e dividendo da 18 milioni di euro. Sotto la presidenza di Giorgio Giuseppe Della Giustina è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione, servizio di Lina Paronetto. La resa dei conti in casa Lega da una parte e i nuovi equilibri politici in Asco Holding dall'altra. Lascia dietro di sé lunghi strascichi l'assemblea di Pieve di Soligo per il rinnovo della governance della holding che guida Asco Piave. Nel carroccio ha prevalso la linea del segretario Dimitri Coin. Il blitz per la presidenza dell'ex sindaco di Villorba Marco Serena è sfumato con quest'ultimo che ha annunciato le sue dimissioni da consigliere comunale. A Serena non hanno nessun motivo per sbattere la porta, era stato il presidente designato da tutto il centrodestra, avevano già preparato una lista che comprendeva il PD all'insaputa del centrodestra, della Lega e anche degli altri partiti di centrodestra. Io ho letto sul giornale che vorrebbe dimettersi da consigliere comunale di Villorba. Questo non ha nessun senso. Quello che Coin considera un inciucio con il Partito Democratico è dunque fallito, ma al di là della scalata ad Asco resta l'intento di Serena e degli altri ribelli della Lega di delegittimare la segreteria provinciale del partito. Questa è stata una lettura che molti hanno dato. Io la vivo da segretario provinciale, queste cose non mi fanno né caldo né freddo, ci sono delle regole che vanno rispettate
e ognuno deve avere il proprio ruolo, il segretario fa segretario, i sindaci fanno i sindaci, e l'obiettivo principale che noi abbiamo è quello di rappresentare i cittadini delle istituzioni, e quindi non possiamo permetterci di perdere tempo e di perdere anche credibilità con apparenti giochetti di questo tipo. Con l'esclusione dell'ex sindaco di San Biagio Alberto Cappelletto, il PD esce di fatto dalla stanza dei bottoni della partecipata che muove più risorse, basti pensare ai 18 milioni di dividendi redistribuiti ai comuni soci. Per il segretario provinciale Dem Zorzi non era affatto disprezzabile invece procedere con una squadra che comprendesse tutte le anime politiche del territorio. Auspicavamo insomma di poter proseguire quella che è stata una gestione partecipata, condivisa, collegiale, plurale di una società che, ripeto, è patrimonio di tutti, non di quel partito o di quell'altro partito. A noi resta chiaramente il dispiacere per quello che si interrompe. Saremo chiaramente chiamati a vigilare con attenzione riguardo alle scelte strategiche di una società che, ripeto, può fornire grandi potenzialità e può continuare ad essere patrimonio inestimabile per il nostro territorio. Entra invece a sorpresa in CDA Fratelli d'Italia con Fabio Crea, parzialmente ricompensato per l'esclusione dalle recenti comunali di Treviso. Ritengo che i sindaci dei comuni dell'Assemblea dei Soci abbiano voluto dare un segnale di, se non di rinnovamento, sicuramente di cambio di prospettiva, soprattutto da un punto di vista soggettivo. Servizio di Lina Paronetto, vediamo la prima pagina del Messaggero Veneto Online. A Sacile un'auto finisce nel fiume Livenza, è stato recuperato il corpo di un uomo, non sarà possibile capire la dinamica dell'incidente fino a quando non sarà recuperata la vettura, sono al lavoro i vigili del fuoco, né si è a conoscenza per ora di chi sia la vittima. Soddisfazione da parte degli autotrasportatori trevigiani dopo l'annuncio della presentazione del progetto definitivo del nuovo tracciato di accesso per il ponte di Vidor, avvenuto a margine dell'incontro tra gli amministratori locali e i tecnici di Veneto Strade. Sentiamo Edi Caliman. È una bella notizia perché si va a modificare quella strettoia che è il ponte di Vidor. Una strettoia che attualmente con i mezzi che ci sono adesso diventa pesante affrontare. Una richiesta che va avanti da anni, quella dei sindaci e degli autotrasportatori, per rendere il ponte di Vidor un punto di transito sicuro. Troppe, infatti, le vetture che ogni giorno vi transitano. Più presto si fa, meglio è. Si fa in 6 mesi, benissimo, si fa in un anno, bene lo stesso. L'importante è che si muova qualcosa e non si stia a guardare e a piangere dopo gli incidenti. Un ponte stretto che crea disagio ai mezzi pesanti, costretti quasi a fermarsi quando si incrociano con altri autoarticolati. Per non parlare della sicurezza per i ciclisti, difficile se non impossibile mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 metri. Situazione che si è aggravata con l'aumento del traffico derivante dalla pedemontana. Col discorso della pedemontana che non ha nessun servizio interno, ma la gente deve uscire per i servizi, per poter mangiare, per poter parcheggiare, per poter fare qualsiasi altra cosa, perché non ci sono servizi in pedemontana, devono uscire, allora il traffico si è addirittura intensificato. Allora, intensificando il traffico è ovvio che si intasa molto di più il ponte e quella strettoia diventa difficile. Da Confartigianato il presidente Fausto Bosa torna sull'importanza che un progetto del genere venga portato avanti. Soddisfazione anche da parte delle associazioni di categoria per la presentazione del progetto entro fine anno. Fondamentale per il territorio è la salvaguardia e lo sviluppo delle imprese che vi operano, commenta Bosa. Grazie ad alcuni studi specifici portati avanti sulla pedemontana e sulle conseguenze che avrebbe avuto sul nostro territorio, da anni ribadiamo che lo snodo di Vidor avrebbe subito un aumento di traffico, cosa che sta accadendo e che richiede un intervento tempestivo sulle infrastrutture per la gestione più fluida della viabilità. Punto di vista condiviso anche dal presidente degli autotrasportatori. Quando ci sono strettoie, quando ci sono punti difficili, significa aumento degli incidenti. Quindi cerchiamo di levare questa strettoia, è ovvio che dopo gli incidenti saranno meno frequenti. Di nuovo in diretta dalle mura di Treviso con Cristian Arboil, che vedo in compagnia del vice sindaco Alessandro Manera. Te la linea, Cristian.
Sì, direttore Manera ci ha raggiunto, lo saluto e lo ringrazio. Facciamo il punto. Vice Sindaco, so che lei sta seguendo da questa notte l'evoluzione, i cantieri. Ecco, numeri, ci dia qualche numero. Beh, ad oggi, in questo momento, abbiamo trovato 42 piante abbattute, poi ce ne sono tantissime di spezzate e molte che sono pericolanti e gli agronomi stanno valutando quali abbattere, quali no, quali possono essere messe in sicurezza. È un lavoro che durerà 2 o 3 giorni, chiaramente nei casi in cui il fattore di rischio sia importante li dobbiamo abbattere perché non possiamo, sicuramente dobbiamo preservare l'incolumità delle persone. Quindi state anche monitorando le piante per capire se sono pericolanti, se ci sono appunto rischi di sicurezza? Sì, certo, ce ne sono tantissime in cui si sono state lacerate parti importanti della pianta e a quel punto dovremo abbatterle. Ripeto, è un lavoro che durerà parecchi giorni, forse qualche settimana, però sicuramente ringrazio tutti gli operatori, ringrazio i Vigili del Fuoco, ringrazio la Protezione Civile, ringrazio Contarina, perché poi vorrei dire che un'altra urgenza è il fatto che bisogna pulire le strade, perché se le caditoie vengono intasate le foglie, come è avvenuto per il vento così forte, se dovesse tornare a piovere sarebbe un grande problema. Ci sono 8 spazzatrici, il massimo disponibile, che stanno girando per tutta la città. È un intervento importante, questa volta ha colpito molto forte, soprattutto sul lato della città. Ecco, lei non è solo assessore all'ambiente, è anche un esperto di ambiente e mi diceva poco fa una violenza comunque inaudita per fare questo, sostanzialmente per sradicare delle piante decennali. Sì, è un fatto quasi incredibile, perché poi si vedono accanto delle piante, ed è una pianta sanissima questa che state inquadrando, che quindi ha avuto una problematica legata a una questione puntuale, anche perché noi abbiamo un piano di manutenzione verticale sicuramente tenuto in grande considerazione negli ultimi 4-5 anni, che ha portato alla messa in sicurezza di molte piante. Purtroppo questi sono fenomeni meteorologici che non si possono prevedere e che si possono limitare fin là. Il famoso cambiamento climatico? Beh sì, diciamo di sì, perché poi uno quando va a vedere in pochissime ore piove come dovrebbe piovere probabilmente in un mese, quindi abbiamo periodi di fortissima siccità e poi in poche ore viene giù l'acqua che uno mai non si aspetta. Questo vuol dire un'idea del futuro diversa rispetto all'attuale, perché chiaramente la nostra città era stata strutturata in maniera diversa. Grazie Vice Sindaco Manera, ci lasciamo con queste importanti riflessioni, interventi in corso in tutta la Marca, ti ricordo direttore, 140 gli interventi dei Vigili del Fuoco nel tempo proprio di un amen questa notte, quindi è stata una notte veramente di tregenda che è finita però bene, questo lo possiamo dire perché non ci sono stati feriti. Con Nicoletta Rizzetto dalle mura di Treviso, direttore ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie. In effetti poteva andare peggio. Andiamo in pubblicità 1 minuto e 30 e poi torniamo di nuovo qui in studio. Allora, non tutti lo sanno, ma a pochi passi dalla frenesia della stazione ferroviaria del Canal Grande sopravvive, e siamo a Venezia, un ettaro coltivato con diverse varietà di piante. È il giardino mistico dei Carmelitani Scalzi di Venezia. Vediamo. In questo orto giardino si coltivano tante cose, dalla frutta, dagli alberi da frutto, da un orto classico con diverse verdure, c'è l'uliveto, così. E anche le erbe medicinali, anche se quelle non vengono usate direttamente. Padre Ermanno Barucco è il priore della comunità dei Carmelitani Scalzi di Venezia ed è tra i custodi di quello che viene chiamato Giardino Mistico, una piacevole, inaspettata oasi di serenità estesa per circa 1 ettaro a pochi metri dalla frenesia della stazione ferroviaria e dal caotico traffico sul Canal Grande. Da quanto tempo esiste questo giardino? Ma i giardini da tanti secoli esistono. Noi arriviamo qui, Padre Carmelitani Scalzi, nel 1650 e compriamo dei giardini già esistenti e da quel momento si strutturano secondo i bisogni della comunità dei Carmelitani Scalzi, per la frutta, la verdura, il vino e l'uva per fare il vino. Quando a metà del 1800 la ferrovia arrivò a Venezia, per ospitare la prima stazione, gran parte di quest'area fu progressivamente rasa al suolo. Un monastero, la chiesa di Santa Lucia, la chiesa del Corpus Domini, la scuola dei nobili, i palazzi Bragadin, Priuli della Nave, Lione e Barzizza.
Noi avevamo un giardino molto più grande, arrivava praticamente fino al quarto binario attuale, il doppio del giardino attuale. Ecco, noi abbiamo recuperato più volte, dopo le varie soppressioni di Napoleone del Regno d'Italia, il nostro giardino e la nostra casa. Quindi è stato riconquistato poi nel corso degli ultimi 200 anni, diciamo? Sì, l'ultimo è la costruzione del convento ottocentesco dopo la distruzione di quello del 600 nel 1879-1880. I guai però non erano finiti. Durante la Grande Guerra Venezia fu il centro urbano più bombardato d'Italia. Subì 42 incursioni aeree, durante le quali furono sganciate oltre 1000 bombe che provocarono decine di morti. La chiesa, che qua vicino era stata una delle poche a essere stata bombardata durante la Prima Guerra Mondiale. Sì, il bombardamento è avvenuto nell'ottobre del 1915 e in quel momento è caduto il soffitto del tiepolo che rappresentava la casa di Nazareth, che è il legame con la chiesa che si chiama Santa Maria di Nazareth. Oggi in quanti siete qui? Oggi siamo 5 frati qua, 4 italiani e uno di origine malgascia. Bel servizio di Filippo Foi su questi scrigni nascosti. A Venezia, adesso a Bassano del Grappa, di nuovo da Alex Giuliano, con gli alpini del gruppo Campese. Che succede, Alex? Un buongiorno a tutti i nostri telespettatori, buongiorno allo studio. Siamo a Bassano del Grappa, città degli alpini, perché si festeggia una ricorrenza importante, i 90 anni del gruppo alpini di Campese. Con noi c'è proprio il capogruppo Candido Pontarollo, una soddisfazione enorme, un traguardo davvero importante. Immaginate cosa possono aver organizzato le Penne Nere, grandi festeggiamenti. Sicuramente, niente come festeggiamenti, iniziamo domani sera, diciamo con la rassegna di cori, Coro Montegrappa e Coro Romano Ezzelino, e presso la chiesa parrocchiale, alle ore 8:30 inizia, e dopo giustamente un po' di convivialità, poi sabato e domenica stand gastronomici, insomma, ma anche... Sabato ci vuole, diciamo, un giorno di festa dopo tanto lavoro, e domenica invece il clou, diciamo, della manifestazione con la sfilata, diciamo, dove partiamo, diciamo, dalla parte nord di Campese, la zona industriale presso la ditta Uroflex, davanti sui piazzali, e seguiamo verso la piazza di Campese. La piazza di Campese, facciamo onore ai caduti, alza bandiera, e poi si prosegue verso la chiesa parrocchiale di Campese attraversando le vie interne. La Santa Messa, diciamo, dopo la Santa Messa ancora in corteo andiamo sulla sede degli alpini, dei gruppi di Campese anche. E lì giustamente ci sarà, diciamo, uno scoprimento di una stele regalata, diciamo, a noi, offerta a noi in onore ai caduti e in modo particolare a suo papà, da Gnesotto Moreno. Una stele con la preghiera dell'alpino, molto bella, e sarà tutta quanta da vedere al momento del... Assolutamente. Assolutamente. Dopo, diciamo, ci sarà, diciamo, i vari interventi delle varie autorità, seguirà dopo un buffet, un ricco buffet, per tutti quanti, tutta la popolazione, tutti i presenti, tutti i gagliardetti, tutti gli amici, diciamo, che sono gemellati con noi, diciamo Prevalle di Salò, ci sarà Castelfranco, ci sarà Valdagno. Ecco, noi, diciamo, ringraziamo tutti. E dobbiamo anche aggiungere, adesso in chiusura, quindi grande festa, il gruppo Alpini di Campese conta circa un centinaio di Penne Nere che fanno parte di questo gruppo, quindi un gruppo storico importante. Vogliamo un piccolo commento in chiusura? Veniamo da un periodo in cui c'è stata Udine, Belluno e l'anno prossimo Vicenza, quindi insomma un momento davvero di grande coinvolgimento per gli alpini. Sì, sicuramente, io sono stato presente, ero presente a Udine, sicuramente Vicenza sarà il nostro punto proprio fatidico, diciamo, che non possiamo mancare. Non possono mancare gli alpini di Campese, non mancheremo chiaramente noi. Siete sempre presenti. Sempre presenti. Sempre visto presenti. Grazie. Grazie. Allora, in attesa poi di raccontarvi come saranno tutti i festeggiamenti, perché insomma dedicheremo ampio spazio a questo, per il momento, ma solo per il momento, da Bassano del Grappa è tutto. Ringraziamo il capogruppo Candido Pontarollo con tutta la famiglia degli alpini di Campese e noi restituiamo la linea allo studio. Grazie infinite a voi, grazie.
e vi aspetto domenica. Ci saremo, viva le penne nere che staranno facendo la loro parte insieme a Protezione Civile, Vigili del Fuoco, volontari, per riparare i danni dell'ondata di maltempo che ha colpito oggi in piena notte il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo quindi con il titolo che riassume quello che è successo. Corriere del Veneto: maltempo in Veneto, grandine e danni, ci sono state anche trombe d'aria, vento a 130 km all'ora, alberi sradicati. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone, ad eccezione di un automobilista che è finito in un corso d'acqua e che purtroppo ha perso la vita. Grazie a tutti, grazie ad Andrea Bassio, a Simone Merlo in regia questa mattina a Focus. Ci rivediamo stasera, vi raccomando, stasera a Focus in diretta la fiaccolata per ricordare le 3 vittime della strage di San Stefano di Cadore. Buona giornata.